E allora siamo col presidente Carlo Alberto Tesserin. Giovedì scorso c'è stato questo incontro organizzato insomma, da un gruppo culturale, ma comunque teso a spiegare le ragioni di questo referendum che è imminente ormai il giorno 22. Tanti sono stati gli elementi portati alla spiegazione di come si è arrivati a questo referendum, che non nasce ieri, ma avete spiegato molto bene. Anzi, invitiamo poi a seguire gli interventi che sono tutti registrati in scaletta, ed è importante veramente per chi vuole capire perché si è arrivati a questa situazione e perché è anche importante andare a votare. Noi pensiamo che sia importante andare a votare. Presidente, di tutti quegli interventi, uno più importante dell'altro, è difficile sintetizzare, ma quali possono essere gli elementi forse più importanti, più significativi, che la gente può andare, insomma, la gente così normale, la gente che non ha tempo magari di seguire queste cose in maniera approfondita? Ma il dato che deve essere messo in evidenza è quello che siamo l'unica regione d'Italia che ha confine con 3 regioni in statuto speciale. Queste 3 regioni hanno dei vantaggi, dei privilegi nei confronti dei comuni nostri che sono in particolar modo a confine con loro. Questo ci obbliga a tener conto che in una situazione di abbondanza questo può anche starci. In una situazione di crisi come stiamo vivendo adesso, anche se speriamo che venga superata, i privilegi non possono essere più accettati e condivisi. Per cui oggi la natura di correre verso l'autonomia del Veneto si è fatta più forte. Gli imprenditori, il mondo economico, ma la società nella sua interezza non accetta più che le realtà dell'Alto Adige e del Friuli confinanti con noi, che potevano avere delle motivazioni storiche importanti 60 anni fa, oggi non è più così. E questo non tanto perché noi vogliamo che loro stiano male, ma perché noi riteniamo importante che attraverso l'applicazione dell'articolo 116, quindi siamo perfettamente in linea e dentro la Costituzione, ci venga data la possibilità di percorrere il terzo comma che stabilisce che diverse maggiori competenze lo Stato può dare alle regioni che le richiedano. Il Veneto le ha richieste in maniera ufficiale con una legge fino al 2007 e non si capisce perché fino ad oggi le risposte non siano neanche arrivate. Fosse arrivata almeno una risposta che ci avesse detto no, avremmo capito. Le risposte del no sono arrivate adesso, nel 2014, di fronte a una legge, anche quella approvata in maniera importante dal Consiglio regionale, e abbiamo avuto la bocciatura della legge nella sua interezza. Fortunatamente il ricorso in Corte Costituzionale, guidati anche dall'avvocato professor Bertolissi, ha fatto sì che la Corte ci riconosca il diritto a fare il referendum. Quindi stiamo esercitando un diritto sancito dalla Costituzione, riavallato dalla Costituzione, ed è giusto che noi cerchiamo che lo Stato riconosca al Veneto, a fronte di una trattativa corretta e democratica, ulteriori e maggiori ambiti di responsabilità. Mica chiediamo delle cose straordinarie, vuol dire che invece che tenerci i nostri 20 miliardi a Roma per le decisioni romane, ce ne daranno una parte a noi, ci daranno delle altre competenze e le gestiremo al meglio. Bene, vi invitiamo a guardare il resto dell'incontro con tutti i vari interventi, soprattutto quello dell'avvocato professor Mario Bertolissi, se non sbaglio. Ma se mi consente aggiungerei una cosa. Di questi tempi la posizione che disturba di più è che tutti vengono nel Veneto ad insegnarci che dobbiamo trattare con lo Stato, come se non l'avessimo mai fatto. Abbiamo dimostrato nel dibattito che abbiamo fatto l'altra sera come siano state innumerevoli le occasioni in cui abbiamo incontrato i vertici dello Stato, in particolare a Venezia. A Palazzo Ducale abbiamo fatto 2 convegni, siamo stati in Consiglio regionale con un altro convegno, dibattuto sempre con il sottosegretario Ressa e con altri. Noi non abbiamo mai una risposta. Quindi è inutile dire adesso ci si inventa che l'Emilia in 3 giorni si metterà d'accordo con lo Stato. E io li invito a farlo, e così dopo voglio vedere come faranno a riconoscere anche noi questa situazione. Ecco, quindi
La posizione che a me preme di spiegare ai nostri concittadini è: siamo dentro quello che stabilisce la Costituzione, rispettosi della Costituzione, cerchiamo che i nostri veneti abbiano la possibilità di avere una maggior capacità di confronto, anche se non al 100%, con le regioni che sono confinate con noi. Questo consentirà un maggior rapporto tra la democrazia vera e la norma della Costituzione che viene rispettata. Grazie Presidente.